Bentornati a Il Minuto Politico. Il nostro ospite, l'assessore Ciano Contina, ha preparato per noi e per tutta la nazione un discorso su un tema molto importante. Senz'altro. Prego, assessore, ce li faccialo sentire. Grazie. Ce lo faccia sentire. Ho parecchiato un discorso sul tema dell'arte, è un tema di cui, e mi scuso per il termine cui. Perché, scusi? Non so mai dire cui, dai. Perché cosa sta Dica dicendo? sederi, dica sederi. Sederi, brava. È un tema di sederi, sono molto appassionato, questo dell'arte. Secondo una recente statistica dell'ente regionale statistico per il rilevamento millimetrico delle attività professionali, il numero in Veneto di chi vive di cultura è abbastanzetta. Scusi, ma che rilevamento statistico è abbastanzetta? No, io pensavo pochini. No. Però. Quando pensiamo a chi che sceglie di vivere di arte, ci viene in mente un disidratato sociale. No, allora, sarà disadattato sociale, ma non credo che fosse questo quello che voleva intendere. Abbia Forse, pazienza. non so, un refosco di stampa, forse. No, allora, anche questa è sbagliata, è un refuso di stampa, no? Ma non vedi che è una macchia di vino, si vede da qua? È le fosche di stampa. Ogni modo, voglio rabaltare questa visione dell'artista rovesciare. e dire che spesso queste persone fanno una scelta coraggiosa che costa fatica, che in certi periodi ti lascia anche con lo amaro in bocca. Allora, sì, che non è mai bello. No, ti lascia quel retrogusto fastidioso. Sì, la conosco. Allora, voglio farvi il mio personale in bocca al lupo, cari artisti, con una metafora. Bene. Sapete, in natura c'è una bestia, la bestia più sfigata del mondo, si chiama effimera. La farfalla effimera. Esatto. Conosci? Sì, è una storia un po' particolare, la farfalla. Tale farfalla ha una particolarità. Sì. Nasce alla mattina e muore alla sera. Sì. Vive solo un giorno. E allora voglio farvi questo augurio, di vivere ogni giorno come la effimera. Pertanto vi auguro di morire tutti oggi. Ma cosa sta dicendo? No, nel senso positivo, no. Ma cosa, come fai a essere positivo? Grazie. Aspetta, e di ripartire domani e che per voi sia un futuro rabbioso. Sì, ma certo che sarà rabbioso. Cosa dire? Bravo assessore, Grazie, ma guarda, io non lo assessore. so. Io non lo so. Il nostro minuto politico finisce qui. Che poi sono tanto sfigate queste farfalle, perché fanno i funerali domani e non va nessuno che conosce. Chi va? Chi c'è che va?